Si scrive Jesolo, si legge mare. La città dei cavalli vanta la spiaggia più lunga d'Italia, dove d'estate si arrivano a contare i 500.000 a presenza al giorno. Anche qui, nel primo weekend di maggio, si voterà per il rinnovo del Consiglio Comunale. 7 i candidati alla carica di sindaco, 3 ve li presentiamo oggi con il loro slogan. Jesolo prima. È Nicola uno di noi? Io ci sono, noi ci siamo. In campo c'è Alberto Carli, 44 anni, assessore uscente, appoggiato dalla Lega Nord. La prima cosa che farei da sindaco è la difesa dell'ospedale, quindi lavorare con la regione per far sì che l'ospedale sia efficiente e Jesolo continui ad avere un ospedale all'altezza di questa città. Tra i candidati alla carica di sindaco figura Nicola Manente, 40 anni, commerciante. Il nostro obiettivo è dare a Jesolo non un programma elettorale, che sono tante chiacchiere, ma un programma di lavoro. La nostra si chiama Agenda 21 per Jesolo, che si rifà all'Agenda 21 mondiale per il rispetto dell'ambiente. In corsa anche l'ex sindaco di Jesolo, Renato Martin, 48 anni, di professione albergatore. C'è la necessità di sbloccare immediatamente il piano Campana e quindi tutto il sistema di insediamento abitativo della residenza stabile e soprattutto a prezzi naturalmente più calmierati rispetto a quelli legati al turismo.